Una furia devastante durata solo pochi minuti, sufficienti però a provocare una vittima, decine di feriti e danni per milioni di euro. 4 i centri della provincia di Venezia colpiti dalla violenza del tornado che nel tardo pomeriggio dell'8 luglio scorso ha investito la riviera del Brenta. Mira, San Bruson, Pianiga e Cazzago, ovunque uno scenario di devastazione. Capannoni scoperchiati, case semidistrutte, alberi e tralicci dell'alta tensione sulle strade, centinaia di auto danneggiate. 2 mesi dopo il catastrofico tornado in paese si trovano ancora piccoli cumuli di macerie e questo fa capire l'enorme quantità di materiali da smaltire. Di quel giorno ho un ricordo di devastazione, c'era uno scenario apocalittico. Quindi la distruzione più totale dove era passato il tornado. 450 sfollati, danni incalcolabili anche al patrimonio edilizio storico, con 15 ville venete colpite, una delle quali completamente rasa al suolo. Servono soldi, tanti soldi, poco meno di 100 milioni la somma di danni censiti. Ad oggi la situazione è ancora in itinere, nel senso che Cazzago è ancora un cantiere aperto. Le criticità sono state comunque superate e quindi la prima emergenza è stata risolta. Adesso però viene la parte più difficile ed è la parte più difficile riguarda il reperimento dei fondi. A Cazzago di Pianiga alcuni esercenti non hanno ancora visto un euro e in attesa delle assicurazioni dovranno anticipare di tasca propria le spese per riparare i danni ai negozi. Proprio dove c'è il vetro, questo è proprio venuto giù. C'erano davanti 4-5 cisterne. Sono cadute, hanno compresso le altre 4 cisterne, ci sono anche i danni. Come attività non lavoriamo perché passaggio non ce ne sono e quindi facciamo molto fatica a lavorare io e gli altri miei colleghi. Quindi oltre ai danni al negozio anche il danno del mancato lavoro, insomma del mancato guadagno. Esattamente, perché il guadagno è diminuito moltissimo a causa del tornado e quindi non si lavora, c'è poco passaggio e facciamo molta difficoltà ad andare avanti. Gianfranco Gatto, Sky TG24, Cazzago di Pianiga, Venezia. Vi ricordo che per aiutare la ricostruzione di questa zona del Veneto colpita dalla catastrofe è possibile da oggi 6 settembre donare 2 euro inviando un SMS al numero che vedete in grafica, il 45500, oppure telefonando da rete fissa.